citato Gentilini perché Gentilini l'altra sera proprio a una nostra trasmissione ha avuto uno sfogo, a parte che ha detto adesso seguirò tutti quanti, i ministri, i presidenti della regione, però ha detto anche una cosa che molti non si aspettavano, e cioè che senza le televisioni locali il fenomeno Gentilini non ci sarebbe stato. Mi lasci dire, e anche senza i giornalisti, perché comunque Sì, qui abbiamo sicuramente uno dei creatori della figura di Gentilini. Però vuole mettere, anch'io Zai, ho lavorato alla televisione, alla carta stampata, l'ho seguito, eccetera, però un conto è raccontare Gentilini sui giornali e un conto è farlo sentire. Allora andiamo a sentirlo. Non vorrei che i miei ministri si dimenticassero di questa, del nostro Veneto, e quindi ho detto loro: ricordatevi che io non voglio bavagli alle voci del mio territorio, della mia gente, dei miei cittadini, delle mie realtà. Gentilini, possiamo immaginare che cosa sarebbe stato o cosa non sarebbe stato Gentilini senza le TV locali? Ma sarebbe stato un ectoplasma che non avrebbe inciso nel passato, nel presente e nel futuro. Sarebbe stato res nullius. E così ha fatto appello ai nostri politici. Io parlo da questa televisione e da questo posto balneare, ma io dico Maroni, Calderoli, Bossi, Giorgio Stiffoni, Zaia. Vedi, io li chiamo uno per uno, perché voglio che siano vicino a me nella difesa della nostra voce, perché non voglio che a Roma non arrivi nessuna voce del popolo veneto. Allora, ha sentito Gentilini? Sì, l'ho tra poco la chiamerà, gli dirà che cosa hai guarda, fatto. Gentilini mi manda in continuazione lettere, mi telefona ed è veramente attento alle dinamiche del territorio, come deve essere qualsiasi amministratore. Lui lo fa da anni e devo anche dire, dobbiamo ricordarlo, e spesso i cittadini chiedono ma quanti anni ha Gentilini? Gentilini è classe 29, a 81 anni, veramente io farei firma per essere come lui, cioè sul pezzo, sempre presente. Non gli sfugge nulla. Assolutamente. Poi ovviamente magari gli sfugge che io non sono parlamentare, mi ha citato come parlamentare, però questo non vuol dire che lui non si dedichi alle tematiche del territorio, e noi siamo qui per seguire assieme a lui tutta